chiama in causa Ricciardello, movimento di Ciccio Catania, la palla è corta, un rimpallo lo favorisce Ricciardello, il gol dell'AS Sant'Antonio che sblocca il match al 6° minuto di questo primo tempo. Eugenio Ricciardello, la firma è sua per la rete del vantaggio e la formazione di casa al minuto 6 di questo primo tempo. AS Sant'Antonio 1, Rosmarino 0, la firma di Eugenio Ricciardello. Buon gioco di gambe, si libera il capitano, poi va alla conclusione, deviata, la palla è buona, Pavicic, il gol dell'AS Sant'Antonio per il raddoppio della formazione di casa. Santiago Pavicic al quinto di questo secondo tempo raddoppia l'AS Sant'Antonio con la rete di Santiago Pavicic, che in pratica prima aveva tirato addosso all'avversario, che ha messo in difficoltà Sendin, il portiere del Rosmarino, che ha respinto. Pavicic si è avventato sul pallone, è un diagonale perfido. Palla interessante, Catania, il controllo e poi il gol dell'AS Sant'Antonio con Ciccio Catania che segna il 3-0 per i padroni di casa. Ci aveva provato nella prima circostanza Ciccio Catania, la respinta di Sendin, poi sempre lo stesso numero 11 è riuscito a trovare il bersaglio grosso per il terzo gol dell'AS Sant'Antonio sul Rosmarino. 3-0. Caira l'affondo dell'AS Sant'Antonio, le mura alla conclusione, in fondo al sacco. 4-0 per l'AS Sant'Antonio dalla possibile gol subito ma neutralizzato il rigore da Toscano. È arrivato dall'altro lato la quarta marcatura della formazione di casa con Salvatore Lemura che trova l'angolo giusto per superare Sendin, ed è poker per l'AS Sant'Antonio sul Rosmarino al minuto 35 di questa ripresa.